Buongiorno a tutti, siamo arrivati ormai al giro di boa, alla sesta puntata di questa trasmissione dal titolo Verso la transizione ecologica e lo stiamo facendo con degli esperti per cercare di avere qualche informazione in più rispetto a questa transizione verso dove? Verso la sostenibilità ambientale. E lo stiamo facendo sia da un punto di vista di inquadramento generale, sia in maniera molto più specifica. Quindi stiamo parlando di recupero di risorse dai rifiuti, di risparmio energetico, di riduzione dell'inquinamento, di riduzione dell'impatto sugli effetti dei cambiamenti climatici. E oggi parleremo di delle plastiche che a torto, secondo gli esperti, chi se ne intende, e qui abbiamo davvero un esperto che adesso vi presenterò, è demonizzata. Infatti la plastica è un elemento che ha anche a basso tenore energetico come produzione ed è molto facilmente recuperabile. Qui con noi abbiamo il professor Modesti dell'Università di Padova. Alcune informazioni, una breve scheda giusto per capire anche con chi abbiamo a che fare. È professore ordinario di ingegneria industriale dell'Università di Padova, autore di 200 memorie tra brevetti, capitoli di libri, pubblicazioni e presentazioni a congressi, di cui 2 brevetti internazionali, 10 capitoli di libri, oltre 70 pubblicazioni su riviste a carattere internazionale. Quindi con questo voglio dire che stiamo parlando con un esperto di polimeri, di materie plastiche, e vorrei cominciare subito con la prima domanda. È vero, intanto, la plastica, le plastiche, perché poi non è che è solo una sola sostanza, sono migliaia di sostanze. Le plastiche sono davvero recuperabili e perché sono così demonizzate, professore? Sì, intanto grazie della bella presentazione che hai fatto. Devo dire che sono 35 anni che lavoro sulle materie plastiche, quindi comincio a capirne qualcosa. Le plastiche sono così demonizzate perché viene fatto uno smaltimento non corretto, evidentemente. Perché la plastica, come sento dire qualche volta, aboliamo la plastica, ma è una cosa impossibile. Chiunque di noi entri l'altro giorno ero in aereo, è tutta plastica all'interno dell'aereo. In ospedale basta entrare in una corsia, è plastica dappertutto, casalinghi, elettrodomestici, auto, insomma. Quindi abolire la plastica è impossibile. Il problema è la corretta gestione dei rifiuti. Peraltro, mi permette di dare qualche dato prima di entrare sul riciclo, no? Al mondo vengono prodotti circa 350 milioni di tonnellate di materie plastiche, in Europa poco più di 50 milioni. È un dato importante che di questi il 40% poco più va nel settore degli imballaggi, ed è per questo che il settore degli imballaggi è soggetto quindi a una forte attenzione anche al riciclo. Poi un 20% va nell'edilizia, un 10% nell'automotive e così via, household, eccetera. Di questi 50 milioni che vengono prodotti ogni anno, ne vengono riciclati in Europa, adesso parlo, poi se volete andiamo in Italia, circa 30 milioni di tonnellate, un po' meno perché non tutte le plastiche hanno un tempo di vita molto diverso. Gli imballaggi hanno un tempo di vita estremamente corto, mesi, anno massimo. Settore automotive, elettrodomestici, si parla di decina d'anni. Se andiamo nell'edilizia 40-50 anni, quindi è chiaro che la fine vita è completamente diversa. Peraltro un altro dato importante, dei rifiuti che vengono raccolti plastici, il 60% deriva dagli imballaggi, proprio per questa questione di un tempo di vita diverso. Ed è per questo quindi che il settore, ripeto, degli imballaggi è quello molto, molto sensibile, quello che tutti noi facciamo tutti i giorni, mettere le nostre plastiche derivanti da imballaggi nella giusta posizione. Poi ci sono i RAEE, le automatiche, ma Certo. quelli hanno filiere molto diverse. Sì, quindi non è una corretta gestione potrebbe portare praticamente alla soluzione del problema. Quindi il fatto che ci sia, come abbiamo visto l'immagine, fra l'altro, che abbiamo voluto riproporre perché ormai sono un po' inflazionate, quella della famosa isola nell'oceano di plastiche,
Al di là che poi ci dirà da dove proviene, giusto per essere un attimo realisti, perché sembra che l'1% di quelle plastiche là provenga dall'Europa, quindi tra virgolette noi ci stiamo vessando giustamente, però il grosso del problema, il 99% del problema viene da altre parti, dove cultura non ce n'è sul riciclo. Ma la cosa che mi premeva, professore, evidenziare per quanto riguarda le materie plastiche è che hanno una necessità per essere estratte, trasformate, riciclate di energia, una necessità di energia molto bassa rispetto a altri prodotti, altri materiali, tipo il vetro, l'alluminio, professore. Consumiamo ben di più e quindi impattiamo a livello di CO2 sull'ambiente ben di più a fare un bicchiere di vetro rispetto a un bicchiere di plastica, è vero? Oppure Esattamente, pensi che per riciclare il vetro bisogna portarlo a oltre i 1000 gradi, verso i 1500 gradi, quindi immagini consumi di energia enorme. Poi il trasporto del vetro sappiamo che pesa 2,5 volte la plastica, quindi anche questo, un tir di bottiglie di vetro consuma il triplo di quelle di plastica. E l'alluminio, idem, l'alluminio bisogna portarlo verso i 700-800 gradi per fonderlo, e peraltro non si può riciclare completamente l'alluminio, necessita sempre di alluminio vergine che deriva dalla bauxite, quindi tutta una serie di processi molto impattanti da un punto di vista ambientale. La carta, che anche questa viene usata molto perché è uno dei materiali alternativi nei single use plastics. Tra l'altro si punta tanto adesso il bicchiere di plastica out, e invece il bicchiere di carta va bene. Sì, che peraltro da solo non può reggere i liquidi, esatto, quindi all'interno deve avere sempre un film di plastica, però anche la carta l'industria della cellulosa è estremamente energivora. Si pensi che per riciclare una tonnellata di cellulosa di carta ci vogliono 2000 litri, 1800-2000 litri di acqua contro 1000 della plastica, ma soprattutto 2700, se ricordo bene, kilowattora per tonnellata per la carta contro i 900 della plastica, quindi il triplo di energia. Quindi anche riciclare carta è estremamente oneroso da un punto di vista energetico, anche se devo dire onestamente questi materiali comunque hanno un tasso di riciclabilità molto alto, perché sono facilmente separabili, cosa che invece con la plastica e gli imballaggi siamo messi benino, siamo al 49% in Italia, che è appena sotto il limite del 50% che impone l'Europa nel 2025, 55 nel 2030. Quindi comunque siamo messi abbastanza bene nel settore degli imballaggi. Quindi per riepilogare il concetto, la plastica effettivamente ha un impatto ambientale molto basso rispetto a altri materiali che sono tra l'altro visti anche in maniera più ecologica, il vetro, la carta e quant'altro, ha un impatto ambientale molto più basso da un punto di vista energetico e di consumo d'acqua. Il problema qual è allora? Che probabilmente ci sono, anzi senz'altro ci sono troppe o tante tipologie di plastica e bisognerebbe raccoglierle in maniera differenziata. Si parla, basta vedere sotto le bottiglie, i contenitori e i manufatti, delle sigle che si dice magari le più frequenti, PE, PP, PVC. Esatto, questo è il problema. Il problema sta a monte nella separazione, anzi ancora più a monte, che bisognerebbe ridurre le tipologie di materiali che vengono utilizzati e quindi rendere, peraltro la legge lo prevede, rendere facilmente distinguibili dall'utilizzatore che cosa sono e dove vanno messi, e quindi questo dovrebbe essere è già previsto dalla legge sulle single use plastic, devono essere etichettate in maniera molto chiara e si deve dire esattamente dove devono finire nei cassonetti vari. Però il problema effettivamente è che esistono tantissime tipologie di plastica e quindi, come si sa, più si riesce a separarle, più valore acquistano questi materiali. Il caso più bello da citare, quello più facile, è il PET. Le bottiglie in PET sono facilmente separabili e quindi hanno un ciclo di vita che continua a girare, circolare, perché ci sono dei processi che si chiamano di rigradazione, oltre che di separazione e rigradazione, che riportano le caratteristiche del PET di riciclo come quello vergine e quindi può continuare a tornare in ciclo, addirittura può tornare nel settore alimentare, cosa che non è possibile per altri materiali. Altre tipologie di materiali invece
non possono subire questa bella circolarità, e quindi perché sono degradate o perché sono framiste ad altri materiali, e quindi vanno a finire in prodotti magari meno performanti. La successiva volta, se non si riesce a riciclare, si recupera l'energia mediante termovalorizzazione. Questo proprio un accenno, in effetti, ad avallo di quello che ha detto il professor Modesti, è che anche settori come l'automotive, che è un settore molto attento adesso a questo impatto CO2, impatto ambientale che ha sul mercato, il settore automotive dagli anni 70, che aveva svariate decine di plastiche differenti perché servivano caratteristiche differenti chiaramente da un punto di vista tecnico-meccanico, oggi siamo sull'ordine, sotto i 10 tipologie di plastica, quindi ha fatto dei passi veramente da gigante. Quindi se vogliamo dire il riciclo della plastica tal quale del PET piuttosto che il polietilene o il polipropilene deve essere fatto in maniera differenziata. In alternativa un riciclo chimico, che ne abbiamo già accennato nelle puntate passate, un riciclo chimico o termochimico, quindi pirolisi, pirogassificazione, potrebbe, tra virgolette, aiutarci a essere più performanti. Diciamo che il riciclo chimico in questi ultimi tempi sta guadagnando molto terreno, viene citato anche nelle normative, nelle leggi europee, comincia a entrare in maniera... Ci sono diverse tipologie di riciclo chimico, quello che è proprio un riciclo vero e proprio di materiali tipo il PET, i poliuretani, che hanno dei gruppi reattivi, quindi che si prestano ad essere demoliti in maniera chimica selettiva per produrre monomeri che vanno a fare polimeri. Bene. Oppure demolizione del plexiglass, del polistirene per fare il monomero che torna a fare nuovo plexiglass. Già esistono questi processi. Per quelle plastiche un po' più complesse o miste c'è sempre il riciclo chimico un po' più generale che si chiama o pirolisi o gasificazione, ci sono diverse versioni a seconda che si voglia ottenere gas da bruciare e fare energia, oppure prodotti liquidi che di solito sono più pregiati come valore, che devono essere poi purificati e vengono dati all'industria petrolifera o petrolchimica per fare monomeri o altre cose, quindi anche questo è un riciclo buono, diciamo, tra virgolette. È sempre prima della termovalorizzazione, che vuol dire bruciamo e produciamo energia. Peraltro però quello della pirolisi ha un problemino che non può sorgere dappertutto, deve essere vicino a un impianto petrolchimico o petrolifero, perché questi prodotti vanno poi consegnati a queste aziende, non è che lo facciamo qui a Padova e poi lo portiamo in Germania. Certo, va ritrasformato, va praticamente ridistillato, purificato, e quindi, esatto. Effettivamente la soluzione ottimale è quella di inserirla all'interno di un petrolchimico. Esatto. E un ultimo, direi, capitolo sulle materie plastiche, che tra l'altro è molto in voga adesso, è quello delle bioplastiche. E quindi vorrei in velocità, voglio dire, riuscire a dare qualche informazione in più al telespettatore per quanto riguarda questa nuova frontiera delle materie plastiche. Quindi le bioplastiche, se ci spiega, professore, cosa sono e come vengono individuate. Prima di parlare di bioplastiche, ho visto qui un'immagine del marine litter, dei rifiuti marini che l'hai citato prima. Un dato che ho trovato un po' di tempo fa, che sto dicendo, che l'80% del marine litter, cioè dell'abbandono marino dei rifiuti plastici, deriva dai paesi asiatici. Ci sono fiumi in Cina e nelle Filippine che sono coperti da plastiche. L'Europa, ho visto, meno dell'1%, 0,6, contribuisce a questo problema. Quindi, come dicevi tu prima, è ovvio che noi dobbiamo fare il possibile per migliorare questa cosa, ma se non risolviamo il problema a monte non riusciremo a uscirne. Per quanto riguarda le bioplastiche, attualmente mi pare che la produzione mondiale sia circa 1,5% rispetto al totale delle plastiche, dei 350 milioni che ti dicevo prima. Di queste bioplastiche, bisogna anche qui, bioplastiche cosa si intende? O materiali derivati da biomasse, da fonti rinnovabili, o biodegradabili, anche se il termine biodegradabile è molto vago, se io non dico in che condizioni, in che contesto, eccetera. Quelli derivati da biomasse
possono essere biodegradabili o non biodegradabili, quindi il biopolietilene che fa la Braskem o altre ditte, quello è uguale al polietilene che facciamo. Solo che proviene da biomassa. Esatto, e quindi quello va messo nel cassonetto della plastica come le Tanto normali. quanto. Se le bioplastiche, ecco, mi pare di aver letto su Bioplastiche Europe che circa il 55% di queste bioplastiche sono biodegradabili, il 45% no, quindi sono tipo il biopolietilene, il biopet, BioPP. Quelle biodegradabili poi bisogna capire se sono compostabili e quindi vanno nell'umido, anche qui poi dipende dallo spessore, che si potrebbe aprire un'altra discussione, oppure secondo me il problema rimane per quelle bioplastiche non compostabili, che non possono finire però nemmeno nelle plastiche perché creano grossi problemi e quindi ad oggi non è chiaro dove, probabilmente vanno nel secco bruciate. Però mi pare di aver letto anche qui che ci dovrebbe essere prevista anche qui una raccolta differenziata proprio specifica per le bioplastiche che non vanno nell'umido, non compostabili. Ecco, anche qui siamo ancora agli inizi, stanno uscendo diversi materiali, il polilattica, acid, i polidrossialcanoati, quindi bei materiali, però capite l'entità è ancora estremamente, non possono sostituire tutte le plastiche, questo è evidente. Chiaramente. Insomma. Anche come caratteristiche forse tecnico-meccaniche, le bioplastiche sono un po' più scadenti forse delle plastiche tradizionali. Diciamo, questi che ho citato sono quelli che performano meglio, quindi si avvicinano a dei tecnopolimeri, però anche qui il discorso, essendo biodegradabili, esatto, poi proprio per loro natura degradano, quindi il loro impiego principe è nell'imballaggio, che ha un tempo di vita, che dicevamo, molto corto, anche se qualche componente, ma stiamo parlando di pezzi, che finisce nell'auto, il pezzettino di maniglia, eccetera, però il grosso fa nel packaging. Sì, la parte quindi direi da fare in questo momento è quello di a monte cercare di selezionare il più possibile le materie plastiche di origine chimica o petrolchimica e quindi cercare di lavorare su questo fronte, visto Esatto. quindi è questa un po' E quella è la cosa principale. Io dico ai principale. miei studenti che i rifiuti plastici saranno il petrolio del domani, quindi chi li avrà una ricchezza, non un problema di smaltimento come si pensa molto spesso ad oggi. Però già nel packaging, che è il settore che dicevo prima che consuma di più, c'è una rivoluzione in atto. Tutti quei film multilayer di 7-8 materiali diversi, adesso si tende a farli monomateriali con caratteristiche diverse, stirato, biorientato da un lato, in modo da dargli l'effetto barriera che serve, ma monomateriale, quindi molto più facilmente poi riciclabile. Questo è il punto fondamentale e su questo settore garantisco c'è proprio una rivoluzione in atto, il settore degli imballaggi, sia per food ma anche in generale. Quindi praticamente quella che nelle puntate precedenti abbiamo individuato come formula, questa formula di economia circolare, alternativa all'economia lineare del produco, utilizzo, consumo e smaltisco, deve essere progettata, mi sembra di capire, un po' a monte, cioè a monte progetto nuovi prodotti, nuovi materiali. Già pensando a come saranno riciclati. Già pensando, esatto, a come verranno reimpiegati. Non necessariamente, che ne so, una cassetta in plastica andrà a rifare una cassetta in plastica piuttosto che qualcosa del genere. Potrà anche fare, che ne so, un tubo in plastica piuttosto che un altro oggetto. Strade per giardinaggio. Oggi il legislatore ha definito e ha voluto definire che effettivamente dal riciclo delle materie plastiche non si potesse più andare a produrre contenitori per alimenti piuttosto che giocattoli per bambini. Ecco, questo, se partiamo da un contenitore per alimenti, non potrà chiudersi in maniera circolare e fare un altro contenitore per alimenti. Solo il PET ha questa possibilità. Esatto, solo il PET, esattamente, però per il resto non è previsto. Esatto. Ad ogni modo la catena, come io dico delle volte, l'anello dell'economia circolare è più una spirale, nel senso che il prodotto che poi si viene a riciclare può anche cambiare, basta che effettivamente abbia le caratteristiche e possa essere reimpiegato il materiale in maniera corretta.
Niente, chiudendo un po' così anche dando un po' di speranza, perché abbiamo fatto vedere delle immagini effettivamente che poi sono le immagini che hanno servito anche, credo, per sensibilizzare da una parte i telespettatori, ma da un altro anche per spaventarli su un qualcosa che viene utilizzato e che, se viene utilizzato in maniera corretta, può portare semplicemente a beneficio di risparmi energetici e risparmi quindi di inquinamento. Quindi, se vogliamo chiudere con una battuta, insomma, non bisogna demonizzare le plastiche. No, anzi, come dicevo prima, devono essere considerati i rifiuti plastici anche come una risorsa, non come un problema. Bene, grazie, vi do appuntamento alla prossima puntata, ringrazio il nostro gradito ospite, il professor Modesti, e alla prossima.